Ottava corsa e divisione femminile del Gran Premio Italia con campo al completo, 12 al via, Belen Olfas, BKDL, Bonneville Gifont, Bresta Ducras, Berenice B, Brooklyn Lux in prima fila, Bahia Pax, Babirussa Jet, Buone Suerte B, Bahamia, Bella Winner e Blu di Girifalco in seconda, favore in chiusura per la scuderia Babirussa, Bahamia, Blu di Girifalco in partenza velocissima è Bresta Ducras che si oppone a Brooklyn Lux. Numero 9, Buona Suerte Intanto B, la squalifica per Buona squalificata. Suerte B, cerca di errore poi di Brooklyn Lux, mentre sbaglia anche Bahia Numero Pax. 7, In seconda Bahia posizione Pax, si mantiene Belen Olfas davanti a squalificato. Bonneville Numero Gifont. 6, Brooklyn Lux, Così squalificato. dopo ci prova Roberto Vecchione con Belen Olfas ad andare a chiedere strada a Bresta Ducras, che però corre al comando e quindi si rimette sotto. Intanto in terza posizione rimane Bonneville Gifont davanti a BKDL, 30 ai primi 400 di gara. E situazione che si è così stabilizzata sulla piegata dopo 500 metri. Non cambia nulla, all'esterno è rimasta invece Berenice B, che ora viene anticipata prontamente da Bonneville Gifont, che dopo 600 addirittura in 46,5 ha allargato per anticipare l'allievo di Minopoli e così Antonio Velotti però rimane ancora in schiena per il momento a Belen Olfas, mentre al largo c'è anche Bahamia, terza pariglia esterna. Intanto 1-2-1 addirittura il ritmo imposto dalla leader, che completa 1 chilometro in 1,18, davvero d'altri tempi per Bresta Ducras, che ovviamente cerca di tirare il cronometro dalla sua parte. A questo punto c'è lo scatto di Bahamia. Bonneville Gifont all'esterno per il momento non incide ed è Bahamia che viene via in terza ruota. Intanto allunga decisamente Bresta Ducras, si presenta Bahamia. Lungo la corda c'è sempre Belen Olfas, mentre Bonneville Gifont cala. Completamento della curva conclusiva con in vantaggio Bresta Ducras in testa, con Bahamia nella sua scia che poi sceglie l'open stretch, Belen Olfas più indietro, ancora Bonneville Gifont, finale con Bresta Ducras che vince il secondo posto per Bahamia. E il successo quindi al team Gocciadoro, primo e secondo posto con la vittoria per Bresta Ducras e Federico Esposito, percorso di testa vincente. Corre molto bene Bahamia, che dalla terza pariglia esterna sprinta ai 500 finali, coglie un ottimo secondo posto, mentre per il terzo sul traguardo emerge ancora Bonneville Gifont, confermando comunque di essere cavalla con tamburo, e poi ci sarà foto probabilmente per il quarto con 3 cavalli sulla stessa linea. La vittoria però per Bresta Ducras, 8,52 la quota per questa allieva di Gocciadoro guidata da Federico Esposito, che ottiene la prima vittoria classica. Andiamo a rivedere l'arrivo. Bresta Ducras in percorso di testa non ha nessun problema, del resto 1 chilometro in 1,18 erano un buon viatico per arrivare al traguardo con ancora buona energia da spendere. Corre bene comunque Bahamia, che coglie il secondo posto davanti a Bonneville Gifont. È tutto per questa ottava corsa dall'Arcoveggio.